Ciao carissimi, allora oggi degustazione prodotto proteico con vista montagne da casa. Allora, questa settimana sono andato al Lidl e non ho potuto fare a meno di buttare un occhio sul dispenser alle casse e ho notato questa barretta proteica, 50% di proteine al cocco. Tra l'altro sbagliando perché volevo prendere quella vegana, si vede che questa era messa nella scansia sbagliata. Allora, a porzione, leggo un attimo i valori nutrizionali. La porzione contiene 171 calorie, 5,1 grammi di grassi, 13,2 grammi di carboidrati, e proteine 22,5, comunque 45%, non 50, vabbè. E sale 0,26 e niente, insomma, 22 grammi e mezzo di proteine direi notevole. Andiamo a scartocciare un attimo, mirando questo discreto panorama di oggi. Un buon profumo travolgente di cocco, questo sì. È il palato gradevole, ha una bella consistenza morbida, molto buona, però un po' costosetta perché era 1,70 € circa. Bene amici, siamo all'ultimo boccone. Ok, devo dire che fino all'ultimo boccone comunque non ha degradato il gusto come alcune barrette proteiche che ho provato in passato. Questa ha mantenuto un po' inalterato, diciamo, il sapore fino alla fine. Fa una sete notevole, ecco, questa è l'unica controindicazione, ma è normale comunque. Niente, però comunque 22 grammi e mezzo di proteine, devo dire, non è un brutto introito. Purtroppo il costo di questi prodotti, ahimè, è un po' sostenuto, però una volta ho inventato uno sgarrino, a riguardo si può fare. Bene, per concludere un voto direi 6 il prezzo, il gusto direi un bell'8 ci sta, 7,5 8, quindi da parte mia posso anche consigliarvela. Niente, io vi saluto appunto da questo stupendo panorama di oggi e vi mando alla prossima degustazione.